Buonasera a tutte e a tutti, sono onoratissima di essere qua e ringrazio tutte le persone che mi hanno preceduto su questo palco per i bellissimi interventi fatti. Ringrazio Alessandro per aver onorato il mio sogno di sentire la storia della Palestina in sardo, per cui niente, grazie a tutti ancora e grazie a chiunque mi abbia permesso di essere qui oggi. E vi ringrazio in anticipo anche per avere orecchie e cuori aperti. Inizio questo intervento raccontando un po' di me. Sono una ragazza che arriva in Sardegna all'età di 1 anno con i miei genitori. La storia della mia famiglia è una storia ovviamente di sofferenza ma anche di forza. Mio nonno dalla parte paterna arriva da L'Abbassia, che è un villaggio vicino a Jaffa, quella che ora si può definire Tel Aviv, mentre la parte materna della mia famiglia arriva da Ar-Ramla. Vi racconto un pochettino la storia dalla parte di mia mamma e poi quella di mio padre. La storia della famiglia di mia madre, o meglio i nonni ci raccontano che hanno avuto modo di accogliere con l'arrivo diciamo così, dei profughi ebrei dall'Europa in Palestina nel loro vicinato alcune famiglie. Venivano descritte come persone che necessitavano di un aiuto concreto, persone che hanno visto tanta sofferenza durante il viaggio in arrivo dall'Europa alla Palestina. Occorre immaginare come avvengono queste dinamiche tra gruppi umani. Si accoglie, l'accoglienza palestinese è ben nota ai più, si dà cibo, acqua, supporto, per poi ricevere una notte, o meglio, una mattina all'alba, mentre mentre mio nonno più piccolo, insieme ai suoi fratelli e il papà, vanno per la preghiera dell'alba di venerdì mattina, per tornare nella loro casa storica e trovare le persone, i loro vicini accolti con fucili puntati alle loro tempie. Si parla di alto tradimento umano. Ti ho aperto la mia casa, mi hai buttato fuori. Da parte di mio padre, invece, la storia è che ho mio nonno, che aveva appena 12 anni, che dorme a casa sua, nella sua casa, con i suoi fratelli più grandi, i genitori. Alle 3 del mattino si sente boom, boom, boom. Aprite la porta adesso, subito. Il fratello più grande corre a prendere nonno dal letto, che allora aveva solo 12 anni. Lo spettacolo che li aspetta fuori dalla porta è macabro. Corpi bruciati, la casa dei vicini in fiamme. Si scappa per la vita. Si spera di tornare, ma si sa, ai tempi non lo sapevano, che il diritto al ritorno è ancora negato oggi. Questa piccola storia reale per raccontarvi la Nakba del 48, perché sì, sentiamo tante parole, no? Però è giusto raccontarvi la storia reale tra umani. Per cui io arrivo qui all'età di 1 anno, dopo che mio padre ha seguito i suoi fratelli maggiori, che hanno ricoperto poi ruoli come medici qui nell'isola, per cui semplicemente ha seguito i suoi fratelli maggiori. Niente, io arrivo con mia madre all'età di 1 anno e inizio a comprendere che io sì sono una bambina come tutte le altre, ma ho una storia molto particolare da raccontare, perché quando mi veniva chiesto tu di dove sei, sono della Palestina. Per cui sin da piccola mi ritrovo ad avere un dito puntato su una lavagna ad indicare dove fosse realmente la Palestina, perché non ho mai accettato il concetto di cancellazione della memoria e penso che nessuno l'accetterebbe mai. Vi parlo di questo perché è importante, come ha detto Alessandro prima di me, essere ben consci di cosa sia il colonialismo, in particolare il colonialismo di insediamento, che è un colonialismo che, a differenza di quello che possiamo
giusto visivamente, parlo solo visivamente, di quello che possiamo vedere qui sull'isola, ossia una forza che arriva, distrugge, conquista, installa delle infrastrutture che poi spesso abbandonerà a sé, rubandole ai cittadini. Il colonialismo di insediamento è qualcosa di molto più subdolo, cancella la tua storia, cancella la tua cultura, i tuoi ricordi, la tua identità. Ed è qui che io potrei parlarvi per ore di tutti gli accordi che ci sono tra Stato italiano, colonizzatore e Stato colonizzatore di apartheid sionista, ossia quello israeliano. Ma so che siete informate riguardo ciò che è accaduto ultimamente nel Nord Sardegna con gli accordi ufficializzati da parte dello Stato italiano del permettere ad alcuni soldati dell'IDF di permanere qui sull'isola per un periodo di decompressione da genocidio. Le esercitazioni militari, i pezzi forniti di F-35, vari rifornimenti, pallottole, munizioni, tutti partono anche dalla nostra isola e qui invito la vostra personale curiosità ad indagare. Si continua con questa ipocrisia spudorata nei confronti delle cittadine e dei cittadini. Questa ipocrisia spudorata di cui ci si fa portatori in segno di valori che sono quelli di base umani in realtà, ben intrinseci in ciascuno di noi. Ruolo chiave in questa ipocrisia spudorata è sempre categoricamente ricoperto dai media, che si tratti di Sardegna o di Palestina, come ricordava Ida prima. Il colonialismo deve proteggersi, si deve tutelare, si crea e si mantiene tramite la diffusione di informazione al pubblico. È importante mantenere un certo tipo di equilibrio a livello psicologico, un equilibrio che permette sicurezza e insicurezza. Mantiene tutte e tutti in questa banalità elevata. È importante mantenere un certo tipo di equilibrio affinché il colonialismo materiale si esplichi, ma il colonialismo materiale si esplica solo se prima è passato per un colonialismo mentale, psicologico. Si deve per forza passare per la materia, si deve per forza passare dallo psicologico per bloccare la materia, così come viceversa si dovrà passare per la materia per arrivare a quello psicologico. E a proposito di questo, ci tengo tantissimo ad esplicare come il colonialismo serva a dividere le menti, serva a dividere le volontà dei singoli ad unirsi e ad organizzarsi. Come diceva il primo ragazzo che è salito sul palco, a recidere ogni forma di azione diretta. Recidere, come invece diceva Ida, ogni forma di disobbedienza civile, non violenta possibilmente. A proposito di questo, quindi dopo la divisione, ci tengo tantissimo ad esplicare la necessità di parlare di collaborazione personale, professionale e comunitaria. La collaborazione tra individui deve e dovrà comprendere una collaborazione tra energie consce e subconsce. La seconda, quella subconscia, o meglio, la prima è concreta e reale, ma dipende dalle azioni. La seconda è più profonda, permette il mantenimento dell'energia e della forma e della forza al di là della materia, è connessione tra le anime. Questo è ciò che sta accadendo per la Palestina e lo pretendo anche per l'isola.
Vi racconto un piccolo aneddoto. Come ben sapete, cerco di occuparmi di Sardegna e di Palestina in quanto la mia identità è composta da queste due parti, imprescindibilmente l'una dall'altra. In un gruppo di comunicazione che ingloba tanti attivisti nell'isola, abbiamo avuto da poco un colloquio qualche giorno fa ed è nostra prassi raccontare un po' come siamo prima di iniziare a parlare di azione, perché ci uniamo, no? Uniamo un po' le menti, capiamo chi è in forma e chi invece magari il giorno è un po' scarico. Ecco, dopo il fallimento di un paio di azioni, il sentimento era questo: siamo un po' incazzati, siamo veramente distrutti, perché in questo momento in cui tutte le forze dovrebbero essere unite per la Palestina contro un genocidio, un massacro di umani in diretta TV, stiamo riuscendo a litigare anche adesso. Ho detto: ragazzi, per favore non ricadiamo nell'indottrinamento coloniale che ci è stato imposto. È normale discutere, è normale litigare proprio in situazioni in cui l'energia è alta, la tensione è alta. Questo deve essere ben chiaro. La comunità è la forza che muove tutto. È nella comprensione della pazienza che occorre a costruire questa comunità che riusciamo ad avanzare. Bisogna avere pazienza, ma una pazienza costruttiva. Non possiamo pretendere di lavorare tutti in un unico gruppo. Logicamente non è fattibile. Ciascuno di noi troverà il proprio subgruppo d'azione, con delle proprie idee, ma ci sono dei concetti che devono unire tutte e tutti, al di là dell'oppressore. Ed è per questo che vi ripeto che la comunità è la forza. Il mito dell'eroe singolo non esiste nella realtà. Esiste però una cosa: l'iniziativa e la responsabilità, che sono due chiavi irrinunciabili, che devono esplicarsi sia nel singolo che nella comunità, nel gruppo. Iniziativa e responsabilità. Da dove possono partire questi sentimenti? 1, dalla rabbia, dalla volontà di cambiare finalmente le cose. 2, dalla consapevolezza, dalla gratitudine di tutti i privilegi che possediamo in quanto classe cuscinetto, in quanto cittadini di serie B, che godono dei frutti della colonizzazione degli altri popoli. Colonialismo si regge sulla schiavitù che causa la paura e il terrore, sul razzismo, una finta superiorità che divide e controlla, e l'isolamento. Quindi questi 3 punti, schiavitù, razzismo e isolamento, si combattono e si distruggono con la collaborazione, la controinformazione non timida e la verità. C'è un antidoto per ogni punto, per ogni colonna reggente del colonialismo. Partendo dal concetto che vi ho detto poco fa del non pretendere che ci si unisca tutte sotto lo stesso gruppo, siamo tutte diverse, occorre settare solamente delle linee di unione comuni a tutte. Per fare ciò occorre semplificare. Si semplificano i concetti umani. Io li raggruppo in 3 punti specifici che spero possano aiutare a togliere ogni nebbia coloniale nella mente di tutte, che sono 3 punti: il rispetto, la cura e la protezione. Sotto questi 3 punti chiunque abbia una coscienza e un'anima viva può trovare unione. Il resto è fuffa. In questo momento storico il governo italiano, vi do la bellissima notizia, non so se è arrivata a tutti, del fatto che il governo italiano, rappresentato da Meloni, Crosetto e Tajani, è stato ufficialmente denunciato alla Corte internazionale di giustizia, per cui dovrà forzatamente dare delle spiegazioni che a noi non importano, perché fondamentalmente sappiamo benissimo cosa stanno facendo, ma dovranno dare una spiegazione
alle future generazioni di ciò che hanno fatto. È un governo che si rende complice di genocidio, ecocidio e tanti altri cidi. Si promuove come paladino di civiltà e progresso, innovazione, due parole che hanno sempre fatto parte del linguaggio coloniale ed imperiale, e in nome della modernizzazione e del progresso che ammazzano ogni anima, un progresso basato su morte e sfruttamento di altri popoli. L'idea di modernizzazione, l'idea di progresso è qualcosa che alle sarde e ai sardi torna, no? Nel senso che forse siamo noi, sempre state chiamate un po' antiche, uno stile di vita troppo semplice, gelosi. Con l'idea di modernizzazione tu togli un po' della tua identità, internamente pensi che non sei più adatto, è un meccanismo fine, sottile, psicologico. Inizi a toglierti un po' di identità, rinneghi la tua cultura, la snobbi, c'è qualcosa di più luccicante laggiù. E fidatevi, è così semplice controllare e distorcere le nuove generazioni che hanno perso la memoria di ciò che è stato, perché è importante dividere anche le generazioni, perché recuperare la memoria è un processo faticoso. E siamo qui oggi anche per questo, penso. Ti concentri tu su di te soltanto, è individualismo da te richiesto. Io. Che senso ha parlare dell'io in un contesto abitato dagli altri? E chi sono gli altri per me? È così facile rompere un senso di appartenenza subconscio. L'individualismo è la chiave. Rotto questo senso di appartenenza, sei un uomo in mano al nemico. Hai perso la tua comunità, hai perso la tua forza. Non chiederai aiuto, sai di non poter contare su nessuno. Io vorrei che le generazioni di sarde e sardi future possano contare su di noi, sul lavoro da noi fatto, sulla loro comunità. Vorrei e pretendo che le giovani sardi non si sentano soli. Siamo noi a dover fornire loro gli strumenti se non ci sono. Bisogna prendere iniziativa e creare quegli strumenti, riempire ogni spazio vuoto con energia comune. Ci vuole pazienza, ci vuole tempo, ci vuole coesione, ci vogliono tante litigate, sono necessarie. E questo è il punto. Il confronto, la collaborazione sono l'antitesi dell'isolamento. Compresa questa, avuta questa consapevolezza, oltre al fatto che siamo tutte diverse, bene, settiamo una via che è quella della giustizia. Vedete che nessuno si tirerà indietro. I chiodi sono semplici: rispetto, cura e protezione per chi c'è e per chi ci sarà. Grazie.